Benvenuti, oggi siamo a Cimadolmo, io sono Claudio e sarò la vostra guida. Siamo qui per la manifestazione Germogli di primavera con le Pro Loco. Siamo proprio qua a Cimadolmo oggi, Cimadolmo che ci ricorda l'asparago bianco. Cimadolmo, ricordiamo, è il paese che è stato il primo a certificare l'asparago bianco a livello europeo. Oggi, visto che non possiamo fare la nostra escursione a piedi, faremo un bel tour virtuale, quindi sarete comodi seduti davanti al PC, davanti al vostro telefono, sul divano di casa e conosceremo Cimadolmo attraverso una guida virtuale. Cimadolmo, perché si chiama così? A quanto pare proprio nel Medioevo furono dei frati che erano in questa zona che incominciarono a piantare degli olmi, queste piante bellissime che stanno bene anche vicino all'acqua e quindi da qua il nome Cimadolmo. Cimadolmo che lo riscopriamo avanti negli anni anche a livello storico naturalmente della Prima Guerra Mondiale. Tant'è che questo paese è stato colpito duramente durante la Prima Guerra Mondiale, a partire già da Caporetto, la ritirata di Caporetto che ha visto lo spostarsi del fronte proprio qua dietro. Ricordiamo anche ad esempio un bellissimo episodio della chiesa. Qui era stata eretta una finta grotta di Lourdes con una statua della Madonna. Questa statua della Madonna è stata protagonista durante la guerra. Pensare che il campanile è stato uno dei primi a essere distrutti e la chiesa fu dopo bombardata, fu colpita da una granata. Questa granata colpì proprio la grotta, crollò del tutto, ma quello che rimase in piedi fu la Madonna, la statua della Madonna. Eccoci qua, ci siamo spostati ora lungo il Piave, siamo a pochi metri dal paese, da Cimadolmo, e siamo comunque nel territorio di Cimadolmo. Il Piave, o meglio la Piave, se vogliamo dirla all'antica. Ricordiamo che la Piave è sempre stato chiamato al femminile. Il maschile entra solo dopo la Prima Guerra Mondiale, quando la nota canzone Il Piave mormorò lo fa diventare maschile. Comunque la Piave o il Piave, come volete chiamarlo, resta lui o lei, è molto importante per Cimadolmo e non solo per tutto il territorio, perché porta limo, porta nutrienti, porta acqua e questo è fondamentale per l'agricoltura, per la coltivazione, per i vigneti stessi e per l'asparago anche. Questo prodotto nobile che Cimadolmo ha fatto suo. Questo asparago che richiede una lavorazione molto pesante, un sacrificio soprattutto. Pensiamo solo che noi non possiamo raccoglierlo sotto il sole, perché sotto il sole altrimenti diventa verde. Perdiamo l'asparago bianco, quello certificato dall'Unione Europea, come vi ricordavo. Questa zona è diventata famosa grazie alle grave, quel territorio che possiamo vedere là in fondo. Queste grave non è altro che un accumulo di sedimenti, un'isola che si è creata alla fine del 1800, quando un'alluvione ha portato tutta questa massa di sedimenti e ha diviso in due l'alveo del Piave. E quindi abbiamo questo ramo che vediamo qua, che è la sinistra, e abbiamo un ramo più distante, molto più distante, al di là delle grave. Durante la guerra è stato anche un avamposto, soprattutto degli austriaci, durante la battaglia del Solstizio, al tentativo nel 1918 di sfondare la linea italiana. Ora è importante per le coltivazioni di vigneti soprattutto. Comunque possiamo vedere come sia proprio un'area sedimentale. Ci siamo spostati ora in un'altra zona dell'alveo, naturalmente non abbiamo l'acqua ai nostri piedi, ma abbiamo della sabbia, dei sassi, dei ciottoli, tutto levigato dall'acqua, ma soprattutto siamo in una zona ricca di vegetazione. In particolare anche queste piante qua, presenti qua vicino a me, dietro a me e in fondo. Quali sono? Sono piante alloctone, quindi non originarie di queste zone. Ad esempio questa, la morfa frutticola, presente nel Nord America, arrivata fino a qua. Una pianta molto importante sia dal punto di vista industriale, ad esempio con questa si fa tintura, veniva usata molto spesso per la tintura e ancora adesso da qualcuno, ma anche una pianta millifera. Millifera è importante per l'impollinazione, quindi anche per le api. Ricordiamo che il 20 maggio è stata la giornata mondiale delle api, questa risorsa importante che purtroppo stiamo perdendo colpa dei cambiamenti climatici. Quindi anche la salvaguardia di specie che sono alloctone presenti qua sono importanti anche per l'ecosistema. Troviamo ora dentro una bellissima belussera, questo sistema di coltivazione della vite tipico delle zone del Piave, nato a fine del 1800 dai fratelli Belussi. Proprio qua vicino in realtà a Tezze di Piave
che hanno portato in alto la vite. Come vedete è diverso dai soliti filari che vediamo ultimamente, soprattutto in età moderna, diciamo così. Riusciamo a vedere anche in parte, se vediamo bene, il palo dove sorregge la vite. La vite viene sorretta, ma non è solo una vite, sono 4 i rami di vite che si sviluppano da questo palo e forma questa struttura che, se vediamo dall'alto, sembra a raggi. Infatti questa coltivazione viene detta anche a raggiera. È una tipica coltivazione ormai quasi abbandonata del tutto, perché ha un costo di manutenzione, e soprattutto se pensiamo alla raccolta del vino. Adesso vengono usate le macchine, quindi i filari agevolano il passaggio delle macchine, mentre questa belussera richiede naturalmente il lavoro manuale. L'uva viene raccolta solo a mano. È comunque una struttura tipica del Piave, di queste zone, quindi adatta al raboso, il vino rosso tipico del Piave, forse il vino più buono della zona, e che ritroviamo e magari assaggeremo insieme più avanti con tutte le attività proposte dall'Umpli e dalle Proloco qua presenti. Oggi toccava Cima d'Olmo, ma vedremo più avanti in altre uscite.